Siamo a Camazzole, una piccola frazione di Carmignano di Brenta, e siamo praticamente con i piedi sopra la più grande falda d'acqua dolce del nord Italia, una delle più grandi d'Italia, ed è proprio l'acqua che utilizziamo tutti i giorni nelle nostre abitazioni tra Padova, Vicenza e Rovigo. Dietro gli alberi qui c'è il fiume Brenta, mentre se spostiamo solo un po' lo sguardo vediamo queste strutture, sono dei pozzi, e proprio da qui viene prelevata l'acqua della falda che poi attraverso un sistema gestito da Etra di accumulo poco dietro viene dispensata nelle nostre abitazioni. In questo momento quest'area, che comprende diversi comuni perché la falda qui sotto è davvero immensa, è particolarmente preoccupata non solo per il problema della siccità, ma anche dal fatto che si prevede che verrà aumentato nelle prossime settimane il prelievo di acqua da questa falda. Un tema che ha messo in allarme tutti i sindaci, soprattutto perché la falda non è inesauribile, è già calata negli ultimi anni di diversi metri, e ovviamente il timore è che tutta quest'area possa rimanere sguarnita di acqua, perché addirittura ci sono delle zone come la stessa Camazzole, che è proprio il paesello che dà l'acqua a mezzo Veneto, che non ha l'acquedotto. Un altro comune qui vicino, Pozzoleone, nemmeno ha l'acquedotto. Che cosa è successo? 10 anni fa c'era stata veramente un'insurrezione dei sindaci della zona, e di lì era nato un accordo con la Regione Veneto, un protocollo d'intesa per realizzare gli acquedotti, ma anche tutta una serie di sistemi per preservare la falda, tutelare questo magnifico territorio e valorizzarlo, anche perché, come vedremo anche tra pochissimo, qui vicino c'è proprio anche il lago di Camazzole, che moltissime persone conoscono perché d'estate ci sono moltissimi turisti, e poi c'è tutto il Brenta che viene vissuto e che potrebbe essere valorizzato attraverso piste ciclabili e non solo, anche tutto un sistema di valorizzazione delle risorse ambientali. Abbiamo incontrato i sindaci di questo territorio che ci hanno spiegato quelle che sono le loro preoccupazioni e anche le loro richieste alla Regione. Eric Pasqualone, sindaco di Carmignano di Brenta, voi siete il comune praticamente da cui comincia il prelievo dell'acqua tra Vicenza, Padova e Rovigo, e qui siamo proprio a ridosso dei pozzi. Sì, qui siamo a ridosso dei pozzi. A Carmignano ci sono 17 pozzi che prelevano attualmente 1300 litri al secondo di acqua, quindi diamo di fatto da bere a metà Veneto, ma allo stesso tempo nell'ottica solidaristica siamo consapevoli di fare del bene per la comunità del Veneto, ma allo stesso tempo chiediamo garanzie di tutela della nostra falda acquifera e soprattutto di un bene prezioso che è caro ai nostri cittadini, alle nostre imprese del territorio e al mondo agricolo. Ecco, in questi giorni vi è stato comunicato che verrà aumentato il prelievo d'acqua e riaperto un pozzo che è dismesso dagli anni '80. Ci è stato comunicato dal gestore Etra che sarà riattivato un pozzo dismesso in maniera informale, quindi abbiamo chiesto soprattutto l'iter autorizzativo della procedura che autorizza questa attivazione. Naturalmente poco possiamo fare di fronte a un decreto del commissario che ci obbliga di fatto a prelevare più acqua, però vogliamo allo stesso tempo garanzie per i nostri cittadini, in primis, per la maggior parte soprattutto nella frazione di Camazzole scoperti dalla rete acquedottistica, e soprattutto una tutela del livello della falla con controlli serrati sull'andamento della falla, perché il prelievo e l'aumento del prelievo dell'acqua deve essere sicuramente poi proporzionale all'andamento della falla sottostante. Anche perché non si può attingere quanto si vuole da questa falda, c'è anche un massimo che si può togliere. Abbiamo la VIA, cioè la valutazione di impatto ambientale, che autorizza un prelievo fino a 1750 litri al secondo, quindi siamo ancora al di sotto della soglia autorizzata, però chiaramente il prelievo e l'aumento di questo prelievo deve essere proporzionale poi all'andamento della falla. In questo momento di siccità, dove la falla comunque sta calando, siamo fortemente preoccupati di questo, e quindi chiediamo garanzie alla Regione di tutela dei nostri cittadini e delle nostre imprese.
Ecco, c'è anche la preoccupazione di quanto viene effettivamente tolto da questa falda. Ci sono controlli a sufficienza? Abbiamo i dati del CNR che ci dà l'andamento della falla e anche i prelievi, però con i nostri tecnici incaricati, in particolare con i nostri tecnici idraulici, stiamo perfezionando una serie di richieste a maggior garanzia del controllo dei dati che ci vengono dati. Soprattutto chiediamo anche alla Regione che ci possa essere una cabina di regia attraverso anche i componenti delle varie amministrazioni, non solo quelle di Carmignano, che possono proprio dare più garanzie rispetto poi ai dati stessi. Un grande problema è la ricarica di questa falda. Sicuramente al suo tempo con l'accordo di programma erano state deliberate una serie di opere di ricarica della falda. Ad oggi non c'è nulla di tutto questo, anzi sono stati fatti degli esperimenti con delle briglie a nord di questa zona che con le prime brentane del fiume sono andate anche subito rovinate, e quindi abbiamo visto che proprio il progetto non stava in piedi. Quindi chiaramente su questo siamo molto preoccupati e assolutamente la Regione deve ascoltarci su questo per dare garanzia a questo territorio che sta già dando tanto, però deve chiedere delle garanzie in compenso. C'è un accordo di programma che data 10 anni che però è rimasta lettera morta. Sì, un accordo di programma che è stato sottoscritto nel 2012, tante promesse che però nulla si è poi concretizzato. Ad oggi è scaduto e quindi ha valenza minoritaria ancora rispetto a quella precedente, però sicuramente dobbiamo riprenderlo in mano e il Comune di Carmignano di Brenta insieme agli altri sindaci si prenderà la responsabilità di andarlo a rilanciare e soprattutto a richiedere l'aggiornamento di questo accordo in Regione. In questo momento appunto il commissario è Luca Zaia per l'emergenza siccità. Che cosa gli vuole chiedere? Chiediamo al Presidente della Regione che prenda a cuore la sorte di questa area, un'area che sta dando tanto al nostro territorio, in ottica solidaristica sta dissettando metà Veneto, però chiede anche delle garanzie rispetto al proprio territorio, alle opere di compensazione rispetto ai prelievi e di ricarica della falda, per il bene anche dello stesso punto di prelievi che sta in piedi anche se la stessa ricarica della falda viene fatta. Questa, nonostante tutta l'acqua che c'è sotto, avete anche bisogno dell'acqua del Brenta. Assolutamente, con l'acqua del Brenta noi viviamo, abbiamo aziende del nostro territorio, Carmignano ha un sacco di aziende della carta che lavorano proprio con l'acqua, aziende agricole come altri territori limitrofi, quindi assolutamente è un bene prezioso per tutti, ma in primis anche per chi la sta dando. Sindaco, in questa situazione di siccità il Comune dell'Acqua rischia di rimanere senza. Sì, è tantissima la mia preoccupazione, proprio perché è fondamentale tutelare tutti i nostri cittadini. L'acqua è sì un bene comune, tuttavia non possiamo rischiare, essendo praticamente l'unico comune del Vicentino senza acquedotto, non possiamo rischiare di non riuscire più ad attingere con i nostri pozzi che abbiamo nelle case, nelle aziende agricole, in tutte le aziende. Quindi, ogni casa è un pozzo qui a Pozzoleone, dice la parola stessa? Praticamente sì, siamo sempre stati abituati così, non esiste appunto questo acquedotto, quindi l'approvvigionamento di ogni singola famiglia avviene direttamente dalla falda con questi pozzi chiaramente dichiarati e ci siamo sempre mossi così. Ecco, non tutti questi pozzi però sono uguali, alcuni hanno dei pozzi più superficiali e già qualcuno si è lamentato che fa fatica a pescare. Sì, è assolutamente vero. La differenza che cos'è? Se c'è o meno la pompa sommersa, vale a dire le case più vecchie che magari hanno solo un pozzo con un semplice motorino, nella zona più alta del paese possono trovare qualche difficoltà di pescaggio perché il motorino, diciamo, non è dimensionato per superare quelli che sono i 7 metri di pescaggio. Però questa è anche una spia della falda che scende. Assolutamente sì, infatti per quello in questi giorni, complice sicuramente anche la forte siccità che abbiamo vissuto in tutti questi ultimi mesi, l'allarmismo, cioè la campanella d'allarme, diciamo, sta cominciando a suonare, c'è preoccupazione. Ecco, campanella che è arrivata anche con la notizia di prelievi da parte di Etra maggiori di acqua dalla falda. Sì, assolutamente sì, ho ricevuto informalmente questa notizia dal collega di Carmignano. Chiaramente la situazione si fa critica
tant'è vero che anch'io mi sto muovendo in prima persona per cercare di ricostituire quel gruppo di sindaci, di amministratori che ci abbiano a cuore il proprio territorio e che cerchino di far rivalere quell'accordo di programma, chiaramente rinegoziando quelle che sono le condizioni dell'accordo stesso, perché certe situazioni sono chiaramente superate, è passato un decennio da quando è stato firmato questo accordo di programma, però penso sia importante far rete proprio perché l'acqua è sì bene comune, la cediamo volentieri, però dobbiamo salvaguardare la nostra area. Ecco, fatto riferimento a un accordo di programma, 10 anni fa questo è stato un territorio infatti protagonista di una grande battaglia sempre per la salvaguardia di questa falda, che appunto coincideva con l'incremento dei prelievi di acqua da qui ci ritroviamo nella stessa situazione. Nel frattempo però quell'accordo di programma, che ormai ha 10 anni proprio quest'anno, è lettera morta, non l'ha mai preso in mano nessuno. No, esatto, è lettera morta, probabilmente i cambi di vertici anche nei vari enti, il cambio di amministrazioni, il non proseguo può essere dettato da tantissimi fattori. Ovvio è che c'è da parte di questa amministrazione, ma anche sentiti i miei colleghi sindaci di alcuni comuni contermini, sicuramente la volontà di risedersi tutti attorno a un tavolo e cercare una soluzione per dare risposte anche al nostro territorio. Ecco, risposte che la prima cosa che chiedete è l'acquedotto. Beh, noi essendo sforniti di acquedotto, sicuramente l'acquedotto è qualcosa di fondamentale, ma lo capiamo soprattutto anche in momenti di siccità come questa, è diventato pressoché indispensabile, quindi l'acquedotto è un'opera che sicuramente potrebbe aiutare molto il territorio. Ecco, però c'è anche un problema di controllo di quest'acqua e dell'uso che se ne fa nel paese. Uno dei benefici appunto dell'acquedotto potrebbe essere proprio anche il controllo dal punto di vista sanitario dell'acqua stessa, controlli che chiaramente con un emungimento fatto con più pozzi artesiani nelle singole abitazioni non si riesce a mappare costantemente, cosa che invece si può fare tranquillamente con un acquedotto. Come amministrazione comunale noi facciamo delle analisi cicliche, ovviamente in quelli che sono i punti che consideriamo di interesse, quindi dal municipio al plesso scolastico, alla scuola materna, e facciamo appunto dei prelievi, controlliamo la qualità dell'acqua, tuttavia ognuno pesca, parlo dei cittadini, a profondità diverse e quindi il dato è un dato da prendere con le pinze, quello che riceviamo noi. Senta, il problema principale di questa falda che sta scendendo, e ovviamente quest'anno probabilmente in maniera anche particolare, non c'è ancora allarme, però voi dite pensiamo anche a rimpinguarla con delle opere Sì, di rimpinguamento della falda, delle opere strutturali che possano comunque dare delle risposte concrete. Questo c'era nell'accordo, ma anche qui non c'è niente di concreto ancora in vista. Assolutamente sì, ci sono delle sollecitazioni, degli accordi, delle progettualità che si stanno portando avanti, però c'è bisogno chiaramente delle risorse. Partner sicuramente importantissimo per queste opere è il Consorzio di Bonifica, nel nostro caso il Consorzio di Bonifica Brenta, e queste opere sono fondamentali, il rimpinguamento della falda attraverso le canalette che vengono comunemente chiamate AFI, se vogliamo ragionare in grande, dighe più a nord, a tutte quelle attività e accortezze che si possono calare su questo territorio. Ovvio è che una zona ricca come può essere Pozzoleone, cioè ricca inteso ricca d'acqua come è sempre stata Pozzoleone, anche l'irrigazione a scorrimento sicuramente per il nostro territorio aiuta molto nel mantenere la falda rimpinguata. Ma come mai non si va avanti su questo? Perché siete piccolini, non riuscite a far sentire la vostra voce? Bisogna avere progettualità buone e soprattutto fare rete, quindi io credo sia importante adesso che
la pandemia, diciamo, è in parte superata e siamo stati concentrati purtroppo negli ultimi anni nel gestire questa problematica alla quale eravamo tutti impreparati. Penso sia importante però adesso porre di nuovo la massima attenzione su questi temi centrali legati appunto all'acqua, al territorio, alla disponibilità dell'acqua del territorio e soprattutto a tutte quelle opere infrastrutturali, strutturali e definitive che possano permettere la vera svolta trasversale a tutela di tutti. Ecco, c'era un grande sogno legato anche alla valorizzazione naturalistica di quest'area con piste ciclabili, invece diciamo che c'è stata poi la grande delusione. Sì, l'accordo di programma prevedeva anche ciclabili, aree picnic, prevedeva, diciamo, per i comuni rivieraschi una vivibilità maggiore per quella che è il fiume Brenta. D'altra parte date acqua a tutti, qualcosa volevate anche per voi. Esatto. Noi nel nostro piccolo come amministrazione stiamo già ridando un po' di vivibilità al Brenta, abbiamo creato dei bei luoghi anche di incontro, abbiamo creato un chioschetto proprio perché crediamo moltissimo anche nelle potenzialità del fiume Brenta, che è un paesaggio bellissimo e può veramente essere una zona di svago. Non vi nego che tantissimi anche padovani da vari comuni vengono qui proprio nel fiume Brenta per rinfrescarsi nel periodo estivo, magari non proprio quest'anno vista la siccità e vista la scarsità d'acqua, però eravamo soliti ad avere anche, diciamo, un turismo giornaliero da questo punto di vista. A maggior ragione è importante che l'acqua ci sia. Sì, l'acqua e anche le strutture per poter accogliere, diciamo. Adesso abbiamo come commissario regionale il presidente Zaia, ovviamente per questa situazione di siccità. Che cosa vorrebbe chiedergli? Io chiedo al presidente Zaia di poterci risedere attorno ad un tavolo ed affrontare tutti insieme questo problema per noi molto sentito. Gigio Ceconello era sindaco all'epoca della sottoscrizione dell'accordo di programma con la regione, tutta una serie di enti che gestiscono l'acqua. Voi siete sopra, diciamo, un tesoro d'acqua. Sì, questo è sicuramente vero e secondo gli esperti noi abbiamo sotto i nostri piedi quello che è uno dei bacini più grandi d'Italia per quanto riguarda una riserva idrica potabile. È altrettanto vero che circa 12-13 anni fa, proprio in questo periodo, mi era arrivata una comunicazione in comune dove si comunicava da parte della Regione Veneto che sarebbero partiti i lavori per la creazione di nuovi pozzi per portare l'acqua nella provincia di Rovigo o nella Bassa Padovana e quant'altro. In quel momento lì io assieme a degli altri colleghi, in particolare quello di Nove, di Cartigliano e di Carmignano, abbiamo iniziato a trovarci, poi abbiamo allargato queste nostre riunioni a una decina di comuni, quindi a partire da Bassano del Grappa per arrivare a Cittadella, non per essere contrari al prelievo dell'acqua, ma per capire innanzitutto quanta acqua veniva prelevata e soprattutto per far presenti quelle che erano le nostre problematiche della zona, vedi Pozzoleone privo di acquedotto, e per capire quali opere di compensazione sarebbero state fatte, perché se è vero che da una parte abbiamo questa fortuna di avere questo bacino di acqua potabile, dicono di essere grande, però è altrettanto vero che se tu continui a prelevare e non prevedi nessuna opera di rimpinguamento, prima o dopo anche la falda più grande che possa esserci in Italia, prima o dopo finisce. Ecco, voi sindaci avete cominciato a dire, insomma, cerchiamo di tutelare il nostro territorio, prima di tutto, e siete stati protagonisti anche di una grande battaglia che alla fine ha portato a un accordo di programma con la regione, cioè alla fine vi siete fatti sentire. Ci siamo sicuramente fatti sentire e infatti, come le ricordavo prima, al di là di una decina di comuni, poi abbiamo chiaramente coinvolto le due province, quindi provincia di Padova, provincia di Vicenza, il consorzio di bonifica, l'ARPA, l'USL e tutti i vari enti insomma più o meno interessati, Regione Veneto in primis, e dopo una tra virgolette battaglia, ma era stata proprio una vera e propria battaglia che è durata 5-6 anni, alla fine siamo arrivati alla sottoscrizione di questo accordo di programma che soddisfava un po' tutti, che però adesso devo dire con rammarico non è mai poi stato applicato da nessuno, e quindi il lavoro che abbiamo fatto alla fine è dato
in soffitta, è andato un po' perso e di fatto adesso ci troviamo con gli stessi problemi di 10 anni fa, di 13 anni fa, con gli stessi problemi irrisolti. Ecco, qui siamo a Pozzolleone che paradossalmente è l'unico comune senza acquedotto alla fine. Beh, di sicuro della provincia di Vicenza completamente privo di acquedotto siamo sicuramente, credo, l'unico comune, anche se Due Ville, che è qui vicino, parzialmente è anche un altro comune dove esiste praticamente una porzione di acquedotto molto ridotta. Ma guarda caso sia quest'area sia l'area di Due Ville ed è un'area appunto di grande presenza di acqua. A Due Ville, Vibaro, Due Ville pescano l'acquedotto di Vicenza e quello di Padova e qui da noi adesso ci sono questi pozzi, come le dicevo prima, per portare l'acqua in zone svantaggiate. E lo ripeto con forza, noi non abbiamo nessuna contrarietà a questo, perlomeno non l'avevo io, non l'avevano i colleghi in quel periodo lì. Però ricordo che vi erano degli accordi e come dicevo prima questi accordi alla fine non sono stati rispettati da nessuno, cioè non si è fatto esattamente niente. Allora, tanto per spiegare anche ai nostri telespettatori com'è questa zona, qui le persone attingono l'acqua nella gran parte dei casi direttamente dentro casa, direttamente dalla falda. Non nella gran parte dei casi, tutti praticamente, quindi tutte le attività civili private, quindi le abitazioni, nonché le aree produttive, vedi artigianali industriali, ognuno pesca con il proprio pozzo. Dentro in casa c'è il pozzo o il motorino o un pozzo sommerso. E quindi specie per le abitazioni quelle più storiche e c'è ancora tuttora il pozzo proprio in casa, all'interno della casa, perché quando si iniziava a costruire la propria casa la prima cosa che si faceva era il pozzo, poi attorno al pozzo si costruiva la casa e quindi la situazione in questo paese è questa. Se si abbassa la falda qui rimanete senza acqua paradossalmente. E quindi noi, qual è la nostra preoccupazione soprattutto adesso? È che da parte di qualcuno per risolvere i problemi comprensibili di altre zone se ne vanno a creare in quest'area di pari pari. Non mi sembra una grande genialità, cioè una grande scoperta, come si può dire, insomma. Quindi quello che chiediamo già da allora e che credo che anche le attuali amministrazioni chiedono sia proprio questo, nessuna contrarietà che qui si venga a prelevare dell'acqua, ma si devono fare le opere di compensazione. Cosa si intende per opere di compensazione? Allora, ce ne sono di vari tipi, quelle che a suo tempo avevamo previsto noi nell'accordo di programma sono dei bacini di infiltrazione sostanzialmente, dove il consorzio di bonifica, creando delle canalette, immetteva l'acqua nei periodi non di irrigazione quindi nel periodo invernale, e questa veniva dispersa di fatto in falda, quindi andando ad alzare la falda. Cosa per esempio che nell'ultimo periodo invernale non è stata fatta perché non avendo mai piovuto e quindi non essendoci l'acqua, anche queste aree di infiltrazione di fatto non hanno svolto il proprio compito, cioè quindi sono rimaste inutilizzate di fatto. Ecco, quello che dite voi sostanzialmente è che questo è un patrimonio, è una risorsa per tanti comuni di Padova e di Vicenza che vivono della vostra acqua, ma bisogna stare attenti, bisogna gestirlo, non si può lasciare abbandonato a se stesso. No, sicuramente non si può improvvisare e quello che avevo percepito io a suo tempo e mi sembra però sia cambiato granché, che si fanno degli progetti senza tener conto appunto di quello che si potrebbe andare anche a causare come tra virgolette disagi sulle aree dove si vanno a fare questi prelievi. Io ricordo, ma ricordo anche da un punto di vista professionale per esempio, che questa è un'area... Lei è un agronomo esatto. E quindi visita tutte le aziende agricole della zona, che tra l'altro è una zona di particolare pregio da questo punto di vista. Esatto, questa è un'area dove tipicamente si alleva il bovino da latte, dove si hanno delle produzioni tipiche, vedi l'asiago o il grana padano, e quest'area non è un'area a caso nata dove si allevano i bovini, ma è strettamente collegata al fatto della presenza d'acqua. C'è bisogno di tanta acqua. Che questo è fondamentale per irrigare i prati, qui è una zona a prato stabile soprattutto, o per irrigare del mais, che sono le componenti fondamentali per andare poi ad allevare i bovini da latte e quindi poi ad ottenere le produzioni che ricordavo prima. Ma anche per dar da bere a questi animali. Beh, ricordavo qualche giorno fa che un bovino mediamente beve all'incirca intorno ai 100 litri di acqua al giorno, nel periodo invernale però, ma nel periodo estivo può arrivare anche a 150 litri d'acqua al giorno. È chiaro che quest'acqua deve essere tanto un'acqua
che abbia le caratteristiche di potabilità, perché se poi questi animali bevono quel latte che poi va trasformato in latte e in formaggi, deve essere chiaramente un'acqua potabile. Ma poi si rischia veramente in quest'area di avere dei grossi problemi che possono essere quelli che in questo periodo si sono manifestati per esempio in alpeggio, no? Cioè la carenza d'acqua e quindi lì diventa un problema, perché bisogna andare semmai andarsela a prendere con caribotti in altre parti, con aziende strutturate di un certo tipo come abbiamo noi in quest'area, diventa una cosa praticamente ingestibile, quindi si va anche a compromettere quello che potrebbe essere il patrimonio zootecnico creato in decine d'anni da parte dei relatori della zona. Quindi La percezione che questa problematica c'è è un pericolo vero? No, è sicuramente un pericolo vero, una preoccupazione vera. Si pensi che quest'anno, in questa estate, per esempio, le produzioni a livello di campagna sono quasi dimezzate in termini di quantità prodotta, quindi già queste aziende avranno un problema e non di poco conto, che è un maggiore sborso adesso nell'andare a comprare quello che serve per alimentare il proprio bestiame, quindi è un problema sentito, sentitissimo, e che crea una forte preoccupazione a livello degli allevatori della zona. Diciamo che c'è proprio bisogno di riprendere in mano questo accordo che ha 10 anni, rimettere intorno al tavolo un po' tutti. Secondo il mio punto di vista sicuramente sì, qua ci vorrebbe qualcuno che faccia come avevamo fatto noi al nostro tempo, che faccia un po' da capofila, da coordinamento di questo che potrebbe essere prendere un'altra volta in esame questo accordo di programma. Lo potrebbe fare anche la Regione Veneto, niente in contrario, insomma, però sicuramente è un qualcosa che deve essere fatto e fatto in tempi rapidi, perché la tendenza, io mi auguro di no, ma la tendenza dei prossimi anni probabilmente sarà questa, cioè sarà quella di una mancanza d'acqua che progressivamente si andrà a riscontrare nei prossimi anni. Quindi lasciare che le cose stiano lì a dormire, che le cose vadano, è sicuramente la cosa da non fare. I problemi ci sono, bisogna mettersi attorno a un tavolo e cercare delle soluzioni. Questo dovrebbe fare la politica, secondo me. Ecco, la falda si è già progressivamente abbassata di diversi metri. Sicuramente sì, negli ultimi anni, adesso anche qua esistono dei punti di prelievo dove degli enti competenti fanno queste verifiche. Sicuramente negli ultimi anni abbiamo perso di metri di altezza della falda, ma è un discorso che ormai è progressivo, come ricordavo, e quindi o lo si prende di petto o lo si affronta, o andremo incontro a delle situazioni ancora peggiori rispetto a quella già negativa che abbiamo avuto modo di verificare quest'anno.